se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo il mi piace sul, diciamo, sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace. Su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione, diciamo, sulla nostra zona. Se lo fai ti ringrazio, ciao, e grazie ancora che siete sempre, diciamo, con noi. Ciao. Un furto forse veniale, certamente odioso per la nonchalance e l'assenza di bisogno, è stato immortalato dalle telecamere ieri pomeriggio, attorno alle ore 15:15, all'osteria La Forcola in riva San Domenico a Chioggia. Un individuo con mascherina, dell'apparente età di circa 40-45 anni, si è appropriato di un paio di lanterne ornamentali esposte all'esterno del locale, mentre quest'ultimo stava chiudendo per la pausa pomeridiana. Le immagini ritraggono il tizio che si avvicina, controlla di non essere visto e poi torna indietro con le lanterne. Non aveva però fatto i conti con le riprese del circuito di videosorveglianza. Sono stati 18.154 i chioggioti che hanno votato fino alle ore 23 di ieri per le elezioni del Consiglio regionale. La percentuale rispetto agli aventi diritto ammonta al 44,88%, in linea con quanto avviene nell'area metropolitana di Venezia. Non è possibile un raffronto con le precedenti regionali del 2015, in quanto allora si votò in unica giornata. Oggi invece i seggi sono aperti fino alle ore 15, dopodiché verranno prima scrutinate le schede per il referendum costituzionale, quindi quelle del voto politico-amministrativo. Non vengono segnalati ulteriori disagi nei 50 seggi dislocati lungo il territorio clodiense, presidiati dai volontari della Protezione Civile, che smistano eventuali file. Il sindaco Alessandro Ferro ha revocato stamane, attraverso l'ordinanza numero 61, gli effetti del precedente analogo provvedimento numero 22, datato 14 aprile 2020, con il quale sospendeva la sperimentazione della tecnologia 5G nel territorio comunale clodiense. Si tratta di un atto dovuto, dal momento che il governo, con il decreto rilancio pubblicato il 16 luglio, ha reso inefficaci le ordinanze restrittive promosse dai sindaci in tutto il suolo nazionale. La risoluzione del sindaco avviene in regime di autotutela per l'ente, alla luce del sopravvenuto interesse pubblico normato a livello superiore. Della CISL di Calle Madonna, e qua abbiamo Pierpaolo Piva, rappresentante provinciale della FAI CISL. Paolo, ci fermano tanti pescatori, immagino che ti fermeranno anche a te per questo benedetto, diciamo, Attività fermo 2019. Esatto. Sì, allora dalle notizie che abbiamo, la direzione marittima di Venezia ci ha comunicato che a fine mese, quindi verso la prossima settimana, cominceranno i pagamenti. Diciamo che entro la fine di ottobre, i pagamenti dovrebbero essere effettuati relativi all'indennità fermo 2019, più o meno come gli anni scorsi. Questo è negativo da una parte, perché si pensava che i soldi arrivassero prima, positivo dall'altra se pensiamo che fino a 2 o 3 anni fa i soldi del fermo dell'anno precedente arrivavano a ridosso di Natale, quindi dai, tutto sommato possiamo ritenersi abbastanza soddisfatti. Allora ne diamo notizie ai follower. Grazie. Ai follower pescatori.
Chioggia è ancora protagonista di immagini filmate a livello nazionale. Da giovedì scorso, infatti, la troupe di Sky Arte è in città per filmarne gli angoli più belli, dal Ponte di Vigo alla Torre dell'Orologio di Sant'Andrea fino al Duomo, con in scena gli attori Dario Vergassola e Miriam Galanti. Finanziato dalle società Autostrade, il programma Sei in un paese meraviglioso andrà in onda a novembre. Questa mattina al Ponte di Vigo si è aggiunta anche la squadra di ripresa del programma Uno Mattina su Rai 1. Mancano invece solo 18 giorni alla prima italiana del telefilm We Are Who We Are del regista Luca Guadagnino, che dal 9 ottobre sarà trasmesso sempre da Sky nell'ambito del circuito internazionale HBO. Negli Stati Uniti sta già andando molto bene e notevoli sono le attenzioni mostrate anche dai media alle location insolite di Chioggia, Sottomarina e delle frazioni dove l'opera è stata girata un anno fa. Le immagini in visione si riferiscono allo scorso sabato, quando un militare della Guardia Costiera di Chioggia ha rimosso i lucchetti usati da qualcuno per parcheggiare 2 biciclette legate all'asta di sostegno delle bandiere in piazzetta Marinai d'Italia, ai piedi del Ponte di Vigo e davanti alla stessa Capitaneria di Porto. La scena è l'ennesima riprova delle difficoltà che i ciclisti incontrano per far sostare il proprio mezzo a 2 ruote in centro storico, con l'inevitabile caos sregolato che emerge dal momento che ogni struttura verticale viene utilizzata, anche quelle evidentemente non disponibili, come in questo caso. Soprattutto l'area di Vigo, nei pressi del Pontiere del Vaporetto, è presa d'assedio da chi non ha altri luoghi dove parcheggiare biciclette e scooter. Già nei mesi scorsi era stata in piazza antistante la chiesa di San Giacomo a essere stata liberata da tanti di questi mezzi, ma si rende necessaria un'azione dell'amministrazione per reperire luoghi adatti al contesto, che siano efficaci nel rimuovere l'anarchia in zone paesaggisticamente d'effetto. È stata l'imbarcazione Artemisia, il Delta 120 di Giorgio Penzo, ad assicurarsi la 9ª edizione del trofeo Chioggia Vela. La manifestazione si è conclusa ieri nel tardo pomeriggio alla Clubhouse del Circolo Nautico Chioggia, in Calle Santa Croce, dove sono state premiate tutte le barche vincitrici nelle 5 regate e specialità. Dopo 2 secondi posti, Penzo non tradisce le aspettative della vigilia e ha dato il via a una cavalcata solitaria che lo ha portato a condurre tutto il percorso in testa, tagliando per primo la linea del traguardo, posizionata di fronte il faro della diga di Sottomarina, in appena 29 minuti e 10 secondi di regata. Alle sue spalle Keep Cool di Giorgio Chillin e Oca Gialla di Scarpa, Lanza e Sambo, campioni uscenti, avanti a 48 natanti iscritti. Artemisia, oltre alla conquista del trofeo Chioggia Vela, si aggiudica anche il trofeo Città di Chioggia quale prima imbarcazione classificata in categoria regata, mentre il trofeo Corazza va invece a Sciardana di Marco Cavallarin, il quale dopo la Bart's Bash si è aggiudicato anche il Memorial Stefania Testoni. L'imbarcazione Asiatico di Corrado Perini, con a bordo anche Stefano Penzo, Asia Perini e Daniele Aberto, ha vinto la Meteor al crepuscolo, mentre lo scafo Lucia di Dario Mesini si è aggiudicato il Meteor Sharing.